Telespettatori, buongiorno, ben ritrovati in una nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon lunedì 26 agosto. Oggi, come sempre, avremo un ospite prima di Sveglia Estate alle 7:30 che sarà Roberto Cason, consigliere comunale della lista di Piazza. Buongiorno. Buongiorno. L'imprenditore di Finizio ha diritto ad avere un confronto pubblico con il sindaco, chiaritore e risolutivo. Noi cittadini siamo molto indignati per questo comportamento non democratico. Grazie signora, grazie. Buongiorno. Come rispondiamo a questa? Mi ha colto così di sorpresa. Io ho sentito Marcello Di Finizio alcune volte e ho spiegato fin dall'inizio lo stesso quali sono le procedure, consegnando anche dei documenti allo stesso mentre si trovava sull'Ursus. Naturalmente non sono salito io, ma è sceso lui un po', no, per recuperare questi documenti, tutto autorizzato chiaramente dall'autorità portuale, polizia, eccetera, e mi sono messo subito a sua disposizione. Di Finizio lo sa bene questo. L'unica cosa che mi sento di dire è che sono partiti forse un po' troppi insulti. No? Insulti a destra, a sinistra, vedo un po' i post, quindi c'è un po' di confusione in questo momento. Di Finizio è una persona che ha subito un'ingiustizia, secondo quanto da lui asserito, in quanto è decaduta una concessione demaniale per l'esercizio dell'attività, appunto la Voce della Luna, no, che esercitava lo stesso a suo tempo. È una manifestazione che io rispetto le manifestazioni di tutti assolutamente, molto forte quella, perché mette a repentaglio la sua vita, non la vita di altri, ma la sua vita sicuramente sì. Io auspico che Marcello scenda al più presto, in modo che si possa anche mettere a disposizione poi di tutti per quanto riguarda le spiegazioni e le osservazioni che lui desidera, no, portare avanti, in quanto lui lo sta facendo in questo momento solo tramite social network, no? Facebook in particolare. Ricordiamo che un cittadino, un triestino in questo momento da oltre 90 giorni è sulla gru Ursus. Lui chiede di parlare col sindaco. Il sindaco fino a questo momento non l'ha ritenuto opportuno, ha chiesto a suo tempo di scendere per non mettere a rischio la sua vita. Io qui non posso entrare nel merito perché come consigliere comunale chiaramente non posso parlare per il sindaco, quindi il sindaco sa quello che deve fare, il sindaco chiaramente prenderà provvedimenti, saprà qual è, se è il caso appunto di discutere con Marcello Di Finizio. Di Finizio dice che ha ricevuto delle promesse, no, da parte del sindaco per quanto riguarda alcuni locali che potevano essere concessi direttamente dal comune allo stesso, però è chiaro che finché si ritrova sulla gru, lui ha detto questo: scendo se mi viene concesso non so se risulta anche voi questo, un incontro, un dialogo, un confronto col sindaco. Sì. Il sindaco sicuramente sta valutando, l'ha valutato fino ad oggi, lo sta valutando questo, però io non posso rispondere per il sindaco deve rispondere chiaramente, certo, se lo riterrà opportuno. Quello che posso dire è che c'è una causa in corso, una causa civile, in cui sono stati chiesti, mi pare, 250.000 euro di danni al comune, però finché c'è una causa in corso o si addiviene ad una transazione tra le parti, ma ci deve essere da entrambe le parti questa volontà, o altrimenti non se ne viene fuori.
Quindi da parte di Marcello Di Finizio, da quel che ho capito, c'è la volontà di transare, cioè di addivenire ad una soluzione nelle more del procedimento civile. Dall'altra parte il Comune non ha ancora risposto, non è tenuto a farlo assolutamente, però quello che lui sta chiedendo in questo momento è una risposta e ritengo che la sua arrabbiatura sia dovuta a questo, perché lui non sta ricevendo una risposta, transiamo o non transiamo, e poi chiaramente c'è il discorso delle, lui dice, o delle registrazioni o le prove eccetera, quant'altro. Questo è un discorso sicuramente molto delicato, che va anche portato avanti secondo me dalle persone più indicate, dalle persone chiaramente in questo momento l'avvocato di Finizio, e poi per quanto riguarda il Comune da parte degli uffici, quindi ci saranno chiaramente queste parti più tecniche che dovranno dialogare per quanto riguarda la sua questione civile in corso. Allora, dobbiamo andare... Per quanto riguarda la sua manifestazione a livello di direttiva Bolkestein, eccetera, sì, è sacrosanta. Lui, come ogni cittadino, può manifestare qualsiasi cosa se lo ritiene giusto. Ecco, però lui sta chiedendo la risposta da parte del Comune e per questo motivo è molto arrabbiato da quel che ho potuto osservare. Bene, allora andiamo in pausa pubblicitaria. Sentiamo, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Torino e chiamo per il caso Marcello Di Finizio. Volevo dire, non è normale che una persona da 3 mesi è su una gru a 60 metri e nessuno se ne occupa. Mi scuso con la voce che sono asmatica. Cioè, non lo trovo normale, non lo trovo umano. Ma dov'è questa istituzione? Dove sono la prefettura? Dove gli esponenti politici? Dove sono? C'è una cosa che sinceramente mi lascia basita. Non so, lei comunque ho visto un suo flam lei ha dato dei commenti che non sono molto generosi, non si è astenuto dall'essere super partes. Questa non è, lei deve dare informazione e informare la gente non vuol dire dare un giudizio, vuol dire ascoltare la gente. Io questo lo leggo sulla pagina. Quindi io le sto dicendo, stando in diretta, con gentilezza, che c'è una persona sulla gru a Trieste, sull'Ursus, dimenticata da tutti. E per me non è normale, come dovrebbe non essere normale per lei, per tutta la città di Trieste, per la gente che vuole riflettere. Questo è il mio concetto. Non sto offendendo nessuno, penso di non averle tolto nulla, però ho visto il suo commento che non è molto gentile. Un giornalista, questa è una missione, non è un lavoro. Questo è il mio modo di vedere le cose. Se per lei sono altre. Quindi ho fatto una telefonata, lei non risponde, quindi però non faccia neanche commenti se non risponde. Questo è il concetto. Buona giornata. Buongiorno. Ok, andiamo in pubblicità e poi ci sarà la mia risposta. Pubblicità. E rieccoci a Sveglia Trieste con all'interno la rubrica Io chiamo Tele4. Prima stavamo visualizzando le varie, visualizzando l'articolo che riguarda la pulizia da Sticco, davanti a Sticco. Sono stati recuperati del sub tantissimi oggetti, tra cui sdraio, assi di legno e quant'altro. Continueremo subito. Rispondo brevemente alla telespettatrice di prima che mi dispiace che vengano fatte queste telefonate, non perché vengono fatte, cioè chiunque può chiamare e parlare di chiunque, ma non imputare a me comportamenti che non ho mai tenuto, non ho idea di cosa si riferisca, non parlo personalmente di quell'argomento da un sacco di tempo. Se voi volete chiamare a sostegno di Finizio anche da Torino e da altre città, fatelo pure, dite la vostra, ma non dite come fare, non dite a noi giornalisti come fare il nostro lavoro, e soprattutto non abbiate questo atteggiamento supponente, perché tra l'altro questo è lo spazio dedicato ai triestini per la rubrica Io chiamo Tele4 e vorrei che venisse rispettato anche questo, per piacere. Grazie. Adesso
Telespettatori, buongiorno, ben ritrovati e benvenuti a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon sabato 24 agosto. Oggi avremo nell'arco della mattinata due ospiti come sempre, uno Sveglia Trieste, uno... Bene, sentiamo il prossimo intervento allora. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? La sento, un po' poco però. Perché ho una laringite cronica, non riesco a parlare. Orga, mi dispiace. La sento comunque, la sento. Senta, io ho seguito un paio di interventi e volevo dire al signor Schiavone che ha parlato di ignoranza e psicosi. Allora, intanto dire comunque in diretta, generalizzando sempre che le persone sono sempre più ignoranti, perché io ho colto questo. Io non ce l'ho con i migranti, ce l'ho con il sistema, che è ben diverso. Quando sento parlare le persone anziane si rivolgono per come sanno in realtà, ma si fanno capire molto bene. Voi parlate sempre di migranti, i giornali, i quotidiani, quando sono a cena si parla di immigrazione, a pranzo si parla di immigrazione, di mattina si parla di immigrazione. Scusate, io volevo dire una cosa, che siete proprio voi che ci fate venire la psicosi. Io non ce l'ho con un immigrante che vedo per la strada, anzi mi fanno pena perché dormono per le strade, però mi fa anche pensare... io seguo molte cose, parliamo dell'ospedale di Catinara, 2 anni in cantiere, il burlo che entrano dentro a rubare per i stipetti delle operatrici che lavorano, degli infermieri, dei medici, parliamo di Rossolmelara, dei ratti, ci sono 1000 argomenti. Allora io ho 43 anni, ho 2 figli, si parla di Unione Europea, da quando è entrato l'euro stiamo diventando tutti più poveri. C'è un signore sulla gru Ursus e se non sbaglio lei è Andrea Paladin. No, sono Gianluca. Mi ho risposto molto male. Come? A riguardo questione Ursus. Non ho capito, mi scusi un attimo, ma Marcello mi sente? Penso la sento. Il signor Marcello Di Finizio sì. È un cittadino di Trieste. Quindi... Allora parliamo di migranti, parliamo anche di cittadini italiani triestini. Sì, ne parliamo quindi... infatti, ne parliamo tante volte. Parliamo di tante no, non ne parlate tanto. Cosa sta dicendo? Non va risolto il problema Marcello. Ma devo risolverlo io? Guardi, problemi ce ne sono non pochi, tantissimi. Non sono d'accordo. No, dovrebbero risolverlo le istituzioni. Assolutamente sì, devono risolvere le istituzioni i problemi. Ma certo. Io l'ho sentita parlare a riguardo. E quindi probabilmente ho risposto a qualche considerazione. C'è un uomo appollaiato sull'Ursus, quindi è chiaro che se ne parli. Molto bene. Come? Qui ci sono molti argomenti che non vengono trattati. Ed è giusto che la gente sappia. Tutto qui. Va bene, grazie. Tutto qui. Grazie. Per cui buongiorno. No, buongiorno e chiudiamo la telefonata perché mi sono rotto le scatole. Allora, sia ben chiaro una cosa, a me va bene tutto, però non è vero che si trattano sempre gli stessi argomenti, non è vero che noi parliamo specificamente di alcune cose o di altre, trattiamo tutto. Se oggi si sta parlando di immigrazione è anche per la qualità dell'ospite ovviamente e perché comunque è un argomento, diciamo, giusto per dirlo con un termine così evergreen, ma come ieri ci siamo occupati di crisi di governo, come altri giorni ci siamo occupati di Burlo, Cattinara, io stesso, me medesimo, sono stato a Cattinara tante volte per occuparmi del cantiere dismesso, quindi non diciamo cavolate per piacere e intervenite con osservazioni puntuali e non per attaccare eccetera. Bene, allora al di là di questo mio commento che ritenevo doveroso, comunque la signora ha detto un'altra cosa, che si parli soprattutto dei problemi della gente, Infatti c'è un punto interessante delle cose che lei ha detto, che condivido,
che vorrei un attimo approfondire. Si parla, allora, il dibattito pubblico sull'immigrazione ha invaso effettivamente la discussione pubblica. Sì. Ha invaso la discussione pubblica e se guardiamo in percentuale per l'appunto... Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io telefono, sono una triestina, Sì. ormai 73enne, quindi conosco la storia della città, le persone, tutto quanto. Noi abbiamo avuto un'educazione asburgica, quindi abbiamo certi concetti. Sì. Allora, l'esclamazione che ha fatto lei durante parlava con una signora, ha detto mi sono rotto le scatole. Insomma, come può fare una roba del genere un presentatore normale? Ha ragione, chiedo scusa, no, sa cos'è? Che ogni tanto, quando capitano, come ieri, anche altri giorni, quando ogni tanto capitano interventi particolari che non ci piacciono, allora bisogna intervenire, come quando ieri hanno mandato a quel paese il mio ospite in diretta, ho dovuto chiudere la telefonata. Ogni tanto magari Sì, bisogna lo so. mostrare un Però, po'... a parte questo, è sensato quello che diciamo noi a Trieste. Noi abbiamo avuto, mi ricordo mia nonna era sotto l'Austria, aveva il porto e lavoravano da Dio sotto l'Austria. Quando è venuta l'Italia... Sì, ma stia calma. Sì, perché è proprio questo l'atteggiamento che non mi piace, cioè quando una persona interviene, come è successo anche prima, incattivita e astiosa. Io questo non lo posso sopportare. Non sono astiosa, le spiego, perché lei non conosce il Trieste tanto. Ecco, solo volevo spiegarle. E allora siamo stati sempre educati secondo la nostra educazione. Comunque il Signore là che accoglie tutti, bisogna che queste persone abbiano i documenti. Noi quando andavamo in Australia, quando è venuto tutto l'esodo degli esudi, che non avevamo neanche un lavoro né da mangiare dopo la guerra, tutti andavano in Australia, avevano il posto, avevano tutti i problemi fisici a posto, perché se no non andavano, e avevano già il lavoro fuori. Non era una roba così, sa? Mi vergogno purtroppo, e niente, arrivederci. Va bene, arrivederci, grazie. Allora, a parte che il concetto delle grandi immigrazioni, che è storia, è pura storia, non mettiamo a paragone il sistema italiano che può fornire documenti con sistemi dove c'è una guerra assurda, dove magari i documenti manco esistono. Quindi, insomma... cerchiamo di differenziare un po' i discorsi, non facciamo di tutto un'erba un fascio, perché se paragoniamo il nostro territorio con il territorio di altri paesi dove vi garantisco che non ci vorreste mettere mai piede, perché come mettete piede si schiatta, non è il caso, insomma, è un paragone un po' azzardato. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?